Ha avvicinato un diciottenne di Trevignano, poi con un'azione fulminea gli ha strappato la collanina. Si gridi ti accoltello, la minaccia per portare a termine la rapina. Poi il malvivente, un ventunenne tunisino domiciliato ad Asolo, è corso al compraoro consegnandogli il monile per un corrispettivo di circa 800 euro. Tutto per andare a comprarsi un cellulare nuovo. È accaduto alla stazione ferroviaria di Montebelluna. Il giovane stava attendendo il treno quando gli si è avvicinato il tunisino chiedendo un'informazione. Voleva sapere l'orario di un treno, ma quando la vittima ha iniziato a cercare sul telefono per poter aiutare il ventunenne, quest'ultimo gli ha strappato dal collo la collanina d'oro. Poi lo ha minacciato di accoltellarlo. Sotto shock il giovane ha subito chiesto aiuto. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Montebelluna. Grazie all'intervento rapido di militari dell'Arma, il ventunenne, con pregiudizi di polizia, è stato bloccato e denunciato per rapina impropria. In tasca il cellulare appena acquistato. Subito sono stati ricostruiti i movimenti del giovane malvivente. I carabinieri sono risaliti all'esercizio dove era stata ceduta la collanina in oro, recuperata e stata riconsegnata al diciottenne. Il cellulare acquistato dal ventunenne tunisino è stato invece sequestrato come corpo del reato. Continueremo a vigilare costantemente il territorio, ha spiegato il sindaco di Montebelluna ad Alberto Bordin. Un doveroso ringraziamento agli amici della Compagnia dei Carabinieri di Montebelluna che ha assicurato alla giustizia questo delinquente pregiudicato. Noi continueremo con le nostre operazioni congiunte con la Polizia Locale e i Carabinieri e con un rapporto che è pressoché quotidiano di scambio di informazioni proprio per evitare che queste cose possano verificarsi ancora.